Vittorio Veneto è il comune della provincia con più anziani, dove un abitante su 4 è over 65. Lo seguono a Ruota, Tarzo, Conegliano e Treviso. All'opposto, Morgano è quello con la più alta percentuale di giovani, seguito da Santa Lucia e Spresiano con Zero Branco e Povegliano. E ancora, Mansuè, il comune con la più alta densità di bambini stranieri da 0 a 3 anni e dove un bebè su 2 è figlio di immigrati. Morgano e Zero Branco, comuni in cui invece si registra la più bassa densità di bimbi stranieri della Marca. Provincia dove di media si invecchia di più, cara l'occupazione e in sintesi tristemente le nascite. Fotografia sociodemografica e occupazionale della provincia scattata dalla CGIL, analizzando i dati Istat dal 2008 al corrente 2016. Aumentano gli anziani soli e quindi di conseguenza anche le nuove povertà. In più, vivendo di più, non sempre si è autosufficienti. Per avere la cura durante questi periodi di non autosufficienza, le case di riposo costano, le impegnative della Regione sono diminuite, per cui c'è la necessità di fare un salto di qualità nella governance locale per dare una risposta a questi nuovi bisogni. Analisi che evidenzia altresì come sia aumentato il numero dei residenti in provincia, immigrati compresi, è passato dai quasi 870.000 del 2008 agli oltre 885.000 dell'anno corrente, l'allarme della CGIL. Per cui pensiamo che anche i comuni più piccoli da soli non ce la fanno più e devono mettersi nell'ordine di idee di guardare con più attenzione alle fusioni. E quindi è necessario investire in occupazione, in particolare di elevato valore aggiunto, mettiamolo così. La qualità dell'occupazione fa risolvere la crisi, non viceversa. Non dobbiamo aspettare l'uscita della crisi per in qualche modo aspettarci nuovi posti di lavoro di alta qualità.